vincere la Coppa Sicilia, partita bella combattuta, ve l'aspettavate così combattuta? Allora, di sicuro le finali quando si giocano sono tutte partite molto combattute, non sono partite semplici. Noi ancora una volta la sfiga ci ha visto bene nei nostri confronti, abbiamo subito un altro infortunio dopo quello di Edoardo, dopo quello di Giovanni, oggi ci si è messo Marco, stiamo ancora recuperando Luca Savoca e quindi diciamo che dall'infortunio di Marco abbiamo avuto un attimo di blackout, come è normale pensare, come è normale che possa accadere, però poi abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo e di questo siamo molto orgogliosi come staff. Davide, tu come hai visto la partita? L'ho vista come ha detto Raimondo, il problema è che in questo momento noi, mancandoci la testa, che sia Savoca che Occhi Pinti fuori, con Edoardo che ci poteva dare una mano come terzo playmaker, abbiamo 3 playmaker fuori, abbiamo dovuto adattare un po' sia Emanuele Caiola sia Vaso Music, per cui insomma non sono veri playmaker e si è visto perché abbiamo purtroppo sminuito il nostro tipo di gioco, che è tutta velocità, contropiede, pick and roll, per cui questo ci è venuto meno. Infatti oggi avevamo grossi problemi ma per approcciarsi proprio al gioco, però come ha detto Raimondo siamo molto contenti perché con tutti questi infortuni non ci siamo fermati, siamo andati avanti. Complimenti ai ragazzi veramente. Volevo aggiungere una cosa, in cabina di regia oggi abbiamo buttato un ragazzo, Ogi Musikic, classe 2005, cioè non dobbiamo dimenticarci che è un 2005 che arriva da 2 anni di Covid, quindi gli manca tanto di giocato, però con la sua faccia tosta è entrato in campo, ha lottato, ha speso anche dei falli stupidi, però ci sta, alla fine è un ragazzo di 17 anni, però ha dato tutto il suo contributo e di questo siamo molto contenti. Vista la stagione di C-Gold, cosa potete dire? Questo precampionato vi è servito per prepararvi? Questo precampionato ci è servito molto perché abbiamo una squadra completamente rinnovata rispetto allo scorso anno, abbiamo tanti giocatori che arrivavano da situazioni diverse, ora il nostro compito è quello di trovare la chimica giusta, devo dire che dopo un mese di lavoro siamo sulla buona strada. Di sicuro sarà un campionato molto difficile, soprattutto andare a giocare in trasferta in Calabria, anche a Messina stessa, non sarà molto facile. Da nostra noi vogliamo dire la nostra, vogliamo giocarci tutte le partite al massimo e lotteremo su ogni singolo possesso da qua fino alla fine della stagione. Perfetto. Una domanda a lei coach, per quanto riguarda invece la Coppa Sicilia, è stato un banco di prova interessante? Assolutamente sì, abbiamo messo in campo oggi la nostra squadra perché noi siamo una squadra come staff, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere grande cuore, di essere attaccati a questa società. È una squadra nuova, una squadra che è stata formata quest'estate e quindi questo è un passaggio importantissimo da non sottovalutare. I ragazzi ci hanno messo l'anima, hanno dimostrato che volevano questa partita perché anche se ha un valore simbolico, però è il primo trofeo che portano a casa e quindi la stagione inizia bene. Grazie mille. Grazie a te.